Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Benvenuti e bentrovati ad un altro appuntamento sul nostro territorio. Siamo ancora in compagnia di Giovanni Carraro. Buona giornata Giovanni. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, con Giovanni Carraro che abbiamo presentato già la scorsa settimana, 3 i libri, autore del libro Riscoprire le Prealpi Trevigiane, il primo, il secondo I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane e sta nascendo il terzo, cioè questo Selvaggio Visentin che mi attrae molto anche come titolo ma anche come conoscenza del Visentin, di questo Monte Visentin. Com'è nata questa idea del Visentin? Difatti tutti mi chiedono, ma il Visentin come mai è così selvaggio secondo te? Se lo vediamo paccioccone quando apriamo la finestra della casa. E in realtà mi sono accorto che è una montagna a double face. Ci sono i sentieri facili, quelli di cresta, quelli che da Pian delle Femmine vanno alla vetta del rifugio Quinto Artiglieria Alpina, oppure dalla casera del Nevegal raggiunge sempre il rifugetto. Però se noi guardiamo la parete sud diciamo del Visentin, quella che guarda Treviso, dall'autostrada, quando saliamo il Fadalto, se stiamo attenti si vedono certe placche rocciose, quelle che placche non sono male, nascondono delle vie di arrampicata del 7° grado, addirittura 0 a 1, quindi in artificiale. Sono delle vie impervie. Chiaramente non parlo di quelle escursioni, le cito soltanto, ma non porto il mio escursionista, perché il mio escursionista tipico è quello che va a camminare per una passeggiata, una camminata e soprattutto scoprire degli angoli particolari. E quindi ci sono tutti questi angolini degli androni, l'andro delle strapezze, il Viaz del Sengion, tutte cose molto particolari, sconosciute, che non sapevo che esistessero. E una persona, un mio amico, Maurizio Bozzolo, un giorno mi fa: guarda che queste cose tu non le hai mai viste? Madonna, ho detto sarà 2 o 3 girettini da fare, invece è nato il libro. Quindi mi ha portato in lungo e in largo e mi ha fatto vedere una trentina di escursioni che appunto arricchiscono questo ultimo libro. Quindi Visentin Selvaggio. Questa è una prima curiosità, questo di questo 7° grado, che insomma non è poco. Il Visentin, tanto per inquadrarlo per chi alza la testa così come diceva Giovanni, è quello dove ci sono anche delle antenne, insomma, no? Ecco, guardate lì, insomma, quello è il Visentin, sotto insomma c'è questo bel monte. Altri episodi, perché mi pare che non manchino gli episodi da raccontare nel libro e le simpatie che hai trovato appunto su questa montagna. Come gli altri 2 libri, io racconto tutto ciò che si va a vedere camminando, quindi tante curiosità, e soprattutto in quest'opera abbiamo il contrasto tra la natura più selvaggia e la modernizzazione, quindi non so, l'autostrada che tutti la criticano però poi tutti usano, e che si contrasta con quel che riguarda, diciamo, l'escursione vera e propria. Oltre a questo ci sono tante curiosità, ad esempio me ne viene in mente una, l'abbattimento del B-24. Questa non la sapevo. Nella seconda guerra mondiale i tedeschi hanno colpito un bombardiere B-24 che stava facendo un servizio, diciamo, a sua volta di bombardamento per distruggere una linea ferroviaria del Brennero. Poi è stato colpito e doveva fare rientro per tornare alla base, non ce l'ha fatta e quindi proprio sul Visentin è caduto, è andato in 1000 pezzi, una parte dell'equipaggio purtroppo è morta e alcuni invece si sono salvati col paracadute. Ci sono dei testimoni oculari ancora viventi che mi hanno raccontato come si è svolta questa vicissitudine, si ricordano proprio questi paracadutisti che sono scesi, sono stati catturati dai tedeschi, fatti prigionieri, eccetera, eccetera. Però mi sono sempre chiesto, ma dove è finito questo B-24? E allora c'è una persona della Val Appisina che mi ha raccontato in 2 parole: in una settimana l'endà desfà. perché tutti si sono cannibalizzati i pezzi che hanno trovato, quindi e li hanno usati? Sì, li hanno usati per fare gli infissi della casa, con i paracadute hanno fatto delle tende per le finestre, con i rivestimenti interni delle ali che sono di gomma spugnosa si sono fatti le suole delle scarpe. Quindi, quando si dice la laboriosità dei trevigiani, insomma, non è rimasto più niente, soltanto un pezzettino di scocca dell'aereo che sta a testimoniare, che ho fotografato, che ce l'ha un proprietario
proprietario appunto dell'oggetto della Val Appisina, l'ho fotografato, lo metterò anche nel libro, e questo è quel che è rimasto di quel povero Questo non lo aereo. sapevo, del bombardiere che è stato abbattuto. Il B-24 era un aereo molto diffuso. Tra l'altro una bella bestiona anche. Quadrimotore, sì. aveva 7 persone di equipaggio. Quindi questi aneddoti, queste curiosità, queste botte di cultura troverete all'interno di questo terzo libro appunto di Giovanni, che si intitola Selvaggio, stavo per dire Selvaggio West, ma insomma sto selvaggio Visentin, sto Visentin selvaggio. Altre cosine da buttarci là in anteprima? Che cosa? Ce ne sono tante, mi vengono in mente due leggende, la leggenda della Piave e Sant'Augusta. Dovremmo dire, esatto, della Piave, no? E un'altra leggenda del Lago Morto, ad esempio quella del Lago Morto è la classica leggenda del paesino sommerso che sì, con la chiesetta eccetera eccetera, simpatica e anche molto antica come leggenda. Il Lago Morto è quello che da sopra eventualmente uno vede, insomma, sì, no? esattamente, il più grande, grande della cascata sì, di, esatto, di laghi che ci sono nella Valle Appisina. Ecco, questa leggenda è riportata in libri antichi, io l'ho a sua volta scritta e inserita all'interno del libro, è in dialetto, un dialetto anche abbastanza arcaico, trasferito poi in italiano, tradotto in italiano, e siccome non trovavo nessuna grafica, nessun disegno che rappresentasse questa leggenda, ho pensato di chiamare un artista che tra l'altro conosco molto bene, è Fabio Vettori, l'artista delle formiche, e gli ho chiesto: Fabio, perché non mi fai un paio di disegni che mi rappresentano appunto queste due leggende, sia quella del Lago Morto che quella della Piave e Sant'Augusta? Ha detto di sì, ha fatto i due disegnetti, me li ha fatti molto molto belli e saranno inseriti all'interno del libro in maniera inedita, quindi questo è una chicca a livello artistico. Sono piccole cose che danno piacere poi sfogliando un libro. Sia il libro, no? Che alla popolazione che alla valle, perché è una valle che merita di essere rivissuta, perché sta spegnendosi a causa di questo gigante di cemento, chiamo io, l'autostrada, che purtroppo questo turista passa in autostrada e si dimentica del Visentin. Il Visentin è una delle più belle montagne che abbiamo nelle Prealpi ed è la porta verso le Dolomiti. Sai, anche noi dovremmo fare qualcosa in più, noi inteso anche come cittadini, insomma, lo stesso Fadalto salendo è stato abbandonato un pochino con queste montagne, bisognerebbe andare a scoprire. Tra l'altro il Fadalto nasconde un'altra storia millenaria della strada Regia d'Alemagna, che è quella che collegava Venezia con la Mitteleuropa. Di cultura ce n'è da riscoprire, da fare, da portare avanti. Quindi Visentin selvaggio di Giovanni Carraro troveremo, quando uscirà, quando lo presenterai? 14 maggio a Vittorio Veneto, ci sarà il debutto, quindi vi aspetto numerosi alla biblioteca del museo, vicino al museo del Cenedese. Del museo del Cenedese, esatto. Sì. Quindi 14 maggio, presentazione di questo terzo libro, giusto anche a Vittorio Veneto, perché insomma Vittorio Veneto c'ha la montagna lì, la capitale. La capitale, quindi non si scherza. Bene, io ringrazio Giovanni Carraro, in bocca al lupo naturalmente, arriverà un quarto, un quinto, un sesto? Non si sa mai. Non si sa mai, quindi non fermiamoci e andiamo sempre avanti, naturalmente camminando, visto che ti piace camminare e farci scoprire dei bei itinerari, dei bei sentieri, delle belle escursioni. Grazie a Giovanni Carraro, a risentirci al prossimo. Ci vediamo. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.